Auspician a Le Parey Lafare, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Agroveterinaria Le Vaque, Comuna de Colonia Iturraspe, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao ciao, come state? Benvenuti alla nuova programazione da Le Parey Lafare, la programazione della nuova famiglia piemontese Adolfo Barale Gambaluca, Sid Freire, Córdoba, la Argentina. ¿Cómo te estás, Paulín? Buen día, Paulín. Buen día a tutta nuestra cara audiencia. ¿Cómo state tu? Chi casunda sì da esta parte leva e cui casunda l'altra parte del bacciasco, come diciamo sempre. Proprio Parey, Paulín, per l'Argentina e anche tutta la gente spatterà per tutto il mondo che ha seguito la programmazione da Le Parey Lafare, anche con la programmazione 144 da Le Parey Lafare, Paulín. Proprio a Ramba già alla 150. Ben a Ramba, Paulín. E un'altra volta P, un'altra domenica P, che non si abbatte il tacun. Abbatte il tacun, come diciamo sempre, la fare è sempre ciacciare un po' in piemontese, Paulín, che tan ben a fa, è una lingua che fa scordare proprio dei nonno, anche parlavo, come diciamo sempre, serviva per bestemmie, ma anche per ciacciare e cantare. Proprio antira andare a tu ai tempi quando ero masnà. Cioè, Paulín, anche purtroppo una fare che all'estate ante il tempo alla magnifica sempre del tempo, un po' più abajo, un po' più auge, un poquito más de auge, un poco menos, pero siempre estuvo presente de hace muchísimo tiempo atrás, que como decimos siempre, Pablito, siempre nos buscamos un temita para hablar un poco en piemontés y después cuando empezamos a investigar un poco, la verdad que nos sorprende cada programa de las cosas que uno se entera y va averiguando con el tiempo. Cerques un argumento e l'argumento diventa una roba grossa. Cioè, porta sempre in alta mira. In alta mira. Fa sempre un mondo. Nos hace un mundo sempre la fare. E già che anduma a dire la gente, anduma a litto direi, anduma a dire cosa anduma a parlare. Non so, Paulín, vamos a hablar del vermú, el vermú, como le decían, perché il vermú sería realmente los parásitos, Pablito, I vermo sono lo che noi diciamo los parásitos che vivono all'anno 30 i buoi e anche che noi diciamo a chi la frutta, e anche i ginin, a chi la hay tanti che diciamo vermo a tutti. Vamos a hablar de el vermú, el vermú, el tan conocido vermú, que una vez no sé si bien o mal o era lo que aprendieron a llamarlo, pero le decían el vermú, anduma a pie el vermú, Paulín, e la gata va da tempo in arena. Abbastanza andare. Per dire il nome, in Castiglia si chiama vermut, in piemontese per le chiamarlo vermut o vermut. Vermut. Il vermut. Più facile dire. Il vermut è papi. Idea che no. Idea che no. Non niente la parola. Come sempre. Sagrinte pacas facevo che pica e era per andare. Pare che a data da bin di tempo antico. E adesso quanti Ipocrates faceva mesce vin con derbe fine e faceva per un fin medicinaria. Así que una mezcla de vino con hierbas para hacer, digamos, con fines medicinales. Proprio. Sebbene il vermouth più moderno alla nació a Turín. A Turín, alla Reggia Bianca. Turín, in Piemonte. Turín, Piemonte, Italia, quando Antonio Toni Benedetto Carpano alla fa una bevanda già commerciale. Vin, con il vin bianco, da sens ed erbe
ed specie, la droga, come dicevo, La droga, la sì. disfat, e il vin muscatel. Pare che tutta una bella messa con vin bianco con la sens sería el ajenjo, Pablito, ¿no? Proprio, l'ajenjo che La bisogna- planta de ajenjo sería. in piemontese si chiama Asens. El sens, sería una cosa dura pata en medicina, No, perché ve le segni anche l'ajenjo, No. non mi pa tante volte. No, 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 no. E anche a sdobra con el vin, el moscatel, Paulín, con Sì. due moscatel, fai due moscatel. Sì. Ti dicevi prima che Lena Beivanda medicinal sería. Da Dio mezza cauda, mezza così, mezza cauda, da Dio, para te piace una bella ciuca, passava tutto il Se la via schimale lo desmentiamo. Sicuramente che c'è. Perché il vin lì, muscatella, è buono. Ah, ma noi, cioè, fa scaudere vin lurie. E dus come lei a intra. A Indra. Diciamo però che l'ingrediente più importante a tutta la bevanda sì è la sens, come l'hai detto, è l'ajenjo, che è una parola che in tedesco, in alemán, dà il significato ad vermouth. El ajenjo en alemán significa vermouth. Ah, guarda, ma da lì viene il nome. Disca da lì viene il nome, ma se vera o no? Se viene è una roba da beve, una bevanda da origine italiana, il nome Alle è tedesche. ispirato in alemán, in tedesco. Una parola tedesca, guardati. Diciamo, para il furore, la popolarità, come has dit, da tutta la bevanda, sì, alla così ben impresa quando il re Vittorio Amadeo III la adottaisa. Pare che la piava tutta la gente. Ma chi ha che era il re? Alla pace fe e dopo, come diciamo sempre, fasulettine blaga, pare che La vista che lì che veniva blaghe a piavo il vermouth. che sto Vittorio sì, alla via pialla in guiccio come il verme. Non è il vermouth, proprio pare. Con questa popolarità che la ciapà, la famiglia Sinsano, alla co tacà fabbriché, all'antacà e lavoré, sono proprio vermouth, Su propria ricetta, su propria ricetta, all'attaccato fabbriché, so proprio vermouth, diciamo pare, 21 più o meno dal 1757 in Turín, Italia. Así que estamos hablando antes del 1800, La verdad que muchos años ya que se está fabricando esta bebida, Sì. Bin andare. Un po' più avanti, già alla metà del secolo XIX, Cioè, i Frei Cora, il cognome. Ah, sì. Il Frei Cora hanno industrializzato ancora un po' più la produzione e al farla parare in più quantità, hanno arrivato a che fai sapere economica, perché la gente che vai sapere che tela. la medesima qualità di una parei è un po' più bassa, che costa meno, perché tutta la gente piglia pieno. A buon patto, come dicono questi amici piemontesi da là, allora tutta la gente piglia bene. Sì. E ti sai che se dice la medaglia, Pablito? La medaglia, Una medaglia, che dice Vermouth Cora, il papà de los Torinos, dice. guarda male. È il padre dei Turini. Che medaglia lì, a lei italiana, No, mira che l'Argentina, lei veia abbastanza. pare che in quel momento la marca la fabbricava sì. E idea che sì. Sì. Però sì, all'Argentina, Paolino, come tante cose, alla Rua con tutta la migrazione, che l'hanno venuta a Ramba dal Neusen, alla Rua El Vermouth, alla Rua Cocchiare. Pare che Avendo tutta, diciamo pare, tutta la costume lì, avendo dall'altra parte dell'Est. Sì. E dopo da lì, diciamo pare,
più o meno la data adisca dal 1920 più o meno al 1960, bene lì alla stata proprio le stop, il momento più importante da pie il vermo. Proprio entre il momento che era moda. Sì, proprio parai. Il marca importante, boh, il Martini, la Gancia, come dicevo una volta, Sì. non più la Gancia, il Sinsano, e su sì andasi a piese Paolin tante volte, andasi a piese alle piole, alla piola come insomma costumabile sì, a di, e se non una parola che l'uma adottata niente, l'uma fala, bene sì, los bodegones, Paolin, per contare un po' a nostri amici italiani, i piemontesi, cosa sono los bodegones, Paolin? Insomma che preferirono un quadrello in 30 a Lucalem Barna, Piola, però con un'autaria, Cioè. il bodegón va a capire, va qua a mangiare, tante volte ne avevo cose, insomma, robe da mangiare per vendere, era con poche Al mercato. mercato. E después se la via lì il bodegón all'Embar, una piola un po' più a un'alta forma, smalte, e sempre cose più normali, cose pas tan lucente. No, no. Buona quantità a buon prezzo. A buon prezzo e roba da mangiare, pas de lusso. No, Buona. una cotletta al panà, una cotletta parai con l'os, 2 euro al palet, però niente più che long, No. pas roba decorata, mangiare fine. No, una cosa ben parata. Un piatto normale, con tuo cutello e tua ferzolina, un sul bicchiere, basta. Con Il vermouth, con cosa spia? Con? ahí la costuma sí in Argentina è pieno con leva da sa, La soda. come diciamo noi. Come il tempo in eco tanta gente che in Catan fa una mescla con lo che è la gaseosa, come dice il piemontese là, però adesso no, ahí era con la soda. Con la soda. E una questione parai come perdere un po' più di presentazione alla coppa, tante volte stai una fatta una rondella perché è rotonda, limone o Portogallo. Secondo il vermouth che si cammina bene. E in tante province hai ecco la costuma a tagliarlo, come diciamo noi, decortato con chi stisse e fernet. Se lì l'hai visto che c'è tanta gente che diciamo a lucare il gancia e a luttaio con il fernet. Fa una merce lì che madonna. Se tanta merce parai alla fine è pericolosa. Ma come va sorte da lì? Paolino, puntei e co alla gente che prima del Neusen, antes del 1900, la Francia alla stata una impresa noi li pra alla fai in stilo vermouth diciamo parai vermouth ma all'era sec alla via per cosa l'era sec perché la via 3 volte meno zucchero che il vermouth che la via fase original en Turín diciamo parai este vermouth seco que se creó antes del 900 en Francia se decía seco. ¿Por qué? Porque contenía 3 veces menos azúcar que el vermouth italiano. Pablín. Ahí era meglio per la salute. Dice que y bien ha dicho que querían hacerle una copia, lo quisieron imitar y le salió esto. Alla stata una imitazione sbagliata di una parola. Neanche battute da can. Battute da can, ma con la gente ha adottato di una parola e lo piava con. Hai piacere perché la via meno zucchero. Meno zucchero. Sì. Tanti gusti, e si gusta e niente scritto. No, proprio pa. E ora mi sta in la testa lo che l'hai detto un momentino andare fa quando l'hai detto che la massa fino a quando fernet. Sé che lì lo che fa male è pa la qualità, no? No, la quantità. La quantità. Ma dopo i nostri amici piemontesi, quando vengono bene sia l'Argentina, si sbagliano sempre,
Salvaguardo sempre per la quantità di cose che niente bituma andrinta al bicchiere, perché bituma giassa, bituma l'eva gassata, il vin, il limon, d'ogni sorta, fuma tutta una mescia che sempre l'ora che sto con gli occhi diversi, Sì. per non pa creare Ma non è che in piace. Ma non è che in piace. si te hace feliz, Dice alle buone che piace. cioè, Alle parei. direi che Tra tanta gente che trattavo cupie di te, un chi lì era comos. comos, Chi che l'ha inventato una forma, un metodo per avere il colore al vermouth. ah, felu bianco, Felo bianco. oh madonna, Dice che lì alla nasù il vermouth bianco. Ne è tanti che dicono che lui è patamparei, che è gansia, la cagancia Sì. che l'ha inventato. ah, la caganzia, Due versioni. due versioni, Due versioni. tante teste, tante idee, come Che dico dice sempre. che le comos di Haiti dice che le gansia. Eleganzia. Veramente comos lo mai tastato ma gansia per la carità che fa piene in. Per carità, E, con tutto così da che a fare coso, tutte le marche di Zuma Parei, le fabbriche, a che la gente attaccava a piedi tutto che era il vermouth, perdere un po' più, per fare un po' più popolare, perdere un po' più popolarità di Zuma Parei, en la Spagna alla fase una costuma, alla crearse come alla fase la hora del vermouth. Come dicevo, la hora del vermouth. Anche belle sì in Argentina, Paolino. Ma ve le sì, sì. L'Argentina è qualche rua, diciamo, pare un'oretta lì a passare già mezza mattina, l'ora del vermouth. Tesoro. L'ora del vermouth. Il vermouth. E dopo Sì, prima di fare un po' prima sì. 2 ore. Cioè, E veramente, te sai sempre il Piemonte alle pareti o no? Nel vermouth, quando si appiese alla piola, ve le si in Argentina, lì ha tante cose parei per Bittaria. e in Brasile Piatlin, Daria batterie che fa gonfe le stomaco. però tempinie, Tempinese. il tripun para il brus, il congo, i biarave gundai, I fasei, i fasei, il brus, i carote tagliate parei, cocum, delle, tante cose, anche il manì, d'ogni sorta, tutte sì. per spittucche un po', bisogna parlare. Ma quando te andassi a saccati era già con un mese stomi pieni. E dopo il forno rusau perché mangiava il patito lo che aveva preparato a mangiare. E lì si dice un pinisse a batteria. E finisce la batteria. Una parola che dovevo batteria. No. Paolin, il vermouth, come tante volte ve le si lo chiamiamo l'aperitivo, aperitivo, cosa vuol dire aperitivo? La parola aperitivo vuol dire dreve la fam, feccia pe fam. Guarda lo che Aperitivo vuol dire che dreve la fam. la parola aperitivo significa aprire l'appetito. Che fa venire la dreve la fam. Al faccia pe E se piccare il bagre, come insomma per Paolin, diciamo parai che come diciamo sempre, tante teste, tante idee, cada marca e cada fabbricante diciamo parai ha la sua ricetta. Magari una fabbrica 3 o 4 versioni di vermouth, ma tutta la sua ricetta. Sì. È speciale, diciamo per lei. Diciamo che ti cattes il vermouth bianco e 2 marche e il gusto alle paiste. Come tutte le cose. Sebbene più o meno gli erbe casdoro sono le medesime, ma che cambia un po' il procedimento. Sì.
queste erbe sì, che sdora, prima che fanno alle ciapute, Capulet. capulee. Dopo è messo in eva e alcol, Alcohol che licca per che lì che per spielo, pal medicinal. e dopo ventavitello a macere un tempo. Quanto vai de tempo per la cellula? Hay un tempo, diciamo, per minimo che ti las dalla cellula maceré para ahí, Minimamente un mese, un mes. ma dopo lì si slunga del voto un po'. Cambia un po'. Tu che tieni un po' più avanti. Ah, bien, bien, bien. Paulín, perdí un po' il color, perché l'has visto che là il color che pare scuro. Cosa ne buttes in drinta? Un po' terra? No, aspetta un sirop, un jarabe de caramelo. Ah, cara. Ma prima tutto venta preselo, prensarlo come diciamo noi Sì. a quel componente lì che la fai, la messa Sì. di erbe, l'alcol e tutto lì, e ti giuntes e vin bianco. Il vin bianco. E vin bianco. E anche il siroppo caramello. Ecco, perdere il colore. Perdere il colore. E viene un po' dulce, Un po' dulce. un po' dulce. Il jarabe di caramelo, il siropo di caramella. Da tiro. Paulin, come Luma di prima Anie vai de color, diciamo per che entre diciamo è la versione bianca, rosa il rosso, diciamo per il sec, il mer, hai un po' che tutto. Un po' che tutto. Per tutti i gusti. Per tutti i gusti. Il russo, diciamo è più conosciuto come il vermouth rosso. Sì. Rosso per il russo, diciamo Rosso russo in italiano. Sì. Lo più importante da clavevanda, sì, diciamo è l'essence, come lo detto prima, è la kenko, tutte le erbe che hai vinto in drinta, quelle, come l'hai detto prima, Paolin, prima dai velo con drinta al bicel o la rondella diciamo parai dal bicel, Ecco, proprio in la buca lì del liceo stai una rondella da una fatta Portogallo. Portogallo, Beh sì, diciamo gli aranche, Paolin, gli aranche sono BD, gli aranche no. no, la dice che è proprio una parola nostra. Cattame una pianta d'aranche. Aranca, perché in italiano Aranche di aranche, Paolita. aranche l'abbiamo proprio inventato noi perché Gli arance. in italiano arance e veramente in piemontese è Portugal. Perché dice che l'origine è dal Portogallo, viene proprio da Portogallo, da lì. Però a me, alla contame, una storia che chi ha neanche le patate sicure, nostro amico Valerio Raviel, che pensa che ben pochi di piemontesi che l'hanno noi in principio dal Neusen conosciuto il Portogallo la gente al Piemonte. Guardati. Una pianta che arrivò dalla Sicilia, però dopo. Llegó primero a Sicilia, de Sicilia se fue para el norte de Italia y después llegó a la América. Sebbene ne era tanti piemontesi che la conoscevo perché dicevo Portogallo, no? Alle panne cosa che era niente. No. E ne era che che lui mi ascoltava fino a noi. Come diciamo sempre, tante volte se non diceva una parola parei, e ne era pica il rio da presa che trattavo da prendere. E tutto lì l'ha cambiato. Alla cambiare. Quante in in gran che dice una parola parei tan vea drisu laurina la gente. Alle parai la pare. Dopo il bianco, Paolin, El bianco che stia el vermut que pias consuma en tal mundo. Así que el más consumido es el vermut, el blanco. Sí. E Belesì el gust destaca per la frutta agra, che sería los citrus. El gust di ludalo lì e la vainilla. La vainilla. Y después también tenemos el rosado, Pablito, que no se conoce tanto el vermut rosado acá. Belesì, è poco niente idea, Mi diría che in mia vita mai sta in bicchiere. No.
Una pia l'Autardì, una pia che l'important la gente de Córdoba, l'important en Vermo, che il nome è Dio fa. Sí. Non che es mio lei, però si chiama Dio Fausto. Bim bum galè. Bim bum calè, Dio fa calè bum. Salita la gente che alla fine arriva il vermouth, la marca Dio fa. Para que Que esté el Reza sería rosado, el vermut Reza, a la una spesa un po' più forte, d'aroma, más aromático. più aromatico. Bien. E Penamer, Penamer. Patamer. La base per felo il vin bianco e il tinto. Una mescla. Il bianco e il vin nero, una mescla tra vin bianco, nero o russo, in tanti che lo chiamano russo. Una mescla che non fa tan, ma tan buon per preparare per fare lo che noi in Argentina diciamo i cocktail. Ah, los cócteles, Che mescla lì, che ora le tangano. Preparame un cocktail, dicen, Una bella mescla tan. Fammi una mescla di tutto calazzo. Prima di dire, fammi una mescla con tutti i no, preparami un cocktail a diso, Ormai la gente per bere riesce a fare una mescla che Sì. come dicevo, un momentino tindere, però una volta più, Sì. una volta più, il mescla Sì. cose che sa spa cosa sono in verità. No, no. Dopo, Paulin, le tante cose che hanno di nuovo parai, il vermouth che è secco, il sec. Che cos vermouth sì? Alle fai alla base alle il vin bianco e dopo unciamente perché le parole sì mi sono proprio andare zero diciamo parai zero paga zero il vin bianco pensiana salvia e cilantro dimmi un po' come dice in piemontese perché bene sì lei ficca la gamba entre le palle Però già si vive, io sì la lo mi amore e tu pensavi che c'appena con la guardia bassa stava con la guardia bassa, però mi neanche sai io fa, non essere sincero, però cercai in dizionario. La gensiana in piemontese si chiama gensana o giansana. Giansan Gensana o giansana. Calila è mai ascoltata. La salvia, tanto in italiano come in piemontese. Sempre salvia. La salvia dura anche qualche tit fa sparare che buttes un po' come acá decimos los escabeches o los estofados. La salvia se usa una hojita dentro. Entre la carne a la cacerola. A la cacerola che buttes en 30 alle birnie quando ti chappes una perniz, una leu, qualche cosa, una feia salvia in 30 a dare un gusto. I da buon gusto. Sì. E a chi veste sarvaie lì, che come la ditti, come che i gavaisa il gusto lì a sarvaiun. Sì. Gusto sarvaiun. Sì. E manca ancora, dite, il cilantro. Il cilantro. Che in piemontese si chiama curiandul o curiandula. Corriendola, il cilantro. Vorrei che in tre piantini sia, stiamo parlando. Mai, sinceramente. Una bella mescla, non fai. Tutta la gente che ascolta la programmazione da lei parai la fare, non ha capito andare avanti, per capire tutte le cose che lui ha. In che insomma mica fuma i professori le città, Mi dirio che smigliere che sono cammino a fare sapere, ma no, perché sono cose che con noi ti lo mandano. Perché veramente lo mandai a cercare in cagliero scritte. Proprio. No, noi ti stambarau qua. Specialmente in Castiglia. Che il vermouth sì, sec, è un po' più aspero, diciamo così, è un po' più picante, è más áspero y más picante. Has dit que Castilla el sec, el primer, el más amargo de todos los vermouth, Pablito. Ah, sì? Però sale pare un po' picante a chama, A chama, pie.
Vas a ver ti cal casaria o chi casaria la roba piccuretta per compagnello, eh? Perché la tu vis che a tutte le robe ti mangi carne russa, ta compagnie con un vin, mangi il pescato con un altro vin, bianco, è tutta una cosa, sua forma, diciamo, per dopo è il gusto di cada uno, L'Ulia è lo più a importante. cambia pa, diciamo, per E insomma che la gente parai come noi, la gente che arriva a tavola con fame, a bere lo che in aia, Ah, Luca, lo che in aia, e neanche a bere pa per, insomma, per l'infiello che è dentro al no, no, no. in avere un po' che dentro, una giassa e con la soda o leva gasai, impinise il bicchiere. Tante volte, Paolin, la gente grande, la gente da una volta, el vino lo piava con deva. Sì, Lo tomaban con agua el vino, no lo tomaban con soda, lo tomaban con agua apenas cortado con agua fresca nomás. El sì. vino fresco, no le ponían hielo tampoco. El vino fresco de la heladera con un chorrito de agua fresca. Nada Sì, di sì, che. sì. Veramente che bevo il vino e a San lo che lei beve il vino, a diso che venta bevillo alla temperatura naturale. Se a sua temperatura Ecco, che dà la data lì da rete. sì, perché è naturale se va a spielo per lì che Ma non può le caldo. ci vento di una volta mi pare. Sì, lui te inciuca te, Ciucca che le te inciuca Sì, te, sì. ma senza mescielo con niente. No, E no. dopo, alle come te, Cioè, al gusto, a cada uno. Arrainte. arrante. Pilo come dvere. Venesina è tanta, ma tanta gente che è in gamba e è buona a fare lo che noi diciamo il gansia fai tenca, il Questo para gansia Paulín. casero. Sí, Paulín. Tanta gente, mucha gente que hace el gansia casero, que as discale pa gansia. Asas mia più o meno al gansia, però as discale as chama americano. Americano. Americano as discale. La fare è più o meno come Luma di prima niente belle sì, la ricetta e butes na met mia calè poi vedere dopo calè il master chef da tutto sì Roberto Seré che fuma salute Roberto Mercedes de Porteña José Beltramino de Devoto que también lo hace nuestro amigo de Santa Clara Daniel Bay también lo fabrica tanta gente que lo hace en su casa 3 litros de agua 3 litros de eva 1 litro d'alcol che lì che per beve è apto para consumo, as dice, pa medicinal, apto para consumo. Dopo il pomelo, come si dice il pomelo? Il pomelo, la gran maggioranza dei piemontesi là, gli dice pumpelmo. Pumpelmo. Come si chiama in italiano. Se ti lo cerchi senza il dizionario, dice pumpelmo, senza la O. Che è più o meno il stesso. 50 là, gli dice il pumpelmo. L'ingrediente principal di Duma Paray, el pomelo, como decías vos, que en tap plelu bin fin di Duma Paray, che la stuvis che ale già un fora, e dopo la na greia, na bianca, spessa, bin spessa bianca. L'uli antapabitelo perché l'uli lo fa mer. L'uli è il mer. L'uli è il mer. Scusami, perché la mia contame è un slin in passerot che ti si sbuga felo. Il pumpelmo lì, il pumpelmo. Sì. Entra dove il giallo o il rosa? A lei stesso. A lei stesso. A lei stesso. Cambia il colore se ti dove sei il rosa? Cambia, ma poco e niente, Paoli. Poco e niente cambia. Perché dopo dritta lì, in tacchet gaves diciamo parai tutto che è la pelle lì bianca che lo fa venire in mer entagave tutto lì anta fe entravai proprio dottor I va sottem da pies il tempo dopo anta pieco in Portugal come diziesti Paulin en limù capuleie o capulelo o mi capito. Mi capito il mio capito. Mi capito. Sono sinonimi. E il tutto è dentro
Luca Benesini hai di una demigiana, seria 5 litri, Sì. perché lì la 3 litri d'eva e un litro d'acqua è già 4 litri, e tutta la roba, la frutta che è vita sandrinta, E che la damisana nostra arriva pa a 5 litri. No, alle 4 litri 750. 750 per il puff e la 5 litri, per carità di Dio. Cristo! Ma sempre a vendere per 5 litri. Sì, sempre per 6 litri. Dopo ti metti a zucchero e una branca briciata parei da rosmarin, del romero, Ah, en tabeteie, e 3 ciò garofo, Ah. 3 clavo d'olor. el sucre che in va, veirale. Il succo, guarda, qualcuno hai buttato un chilo, qualcuno ha buttato un po' meno. L'ulia cambia Al gusto. al gusto di cada uno. Ti lo fai una volta e dopo l'ulia, bene lì quanto è che lo pies, bene lì tacchi a sarne cosa ti butteie, e più o meno. E dipende un po' che tuo gusto. Depende da Togius, come dices ti, Paulín, e anche depende abbastanza dall'eva che ti dores. También depende mucho del agua que vos usás. L'eva que ti dores per beber de la red, el agua de la red que ven per la tubería, clalia sarpa. Al cloro. El cloro te sgaira la bebida. El cloro te arruina la bebida. No sale lo mismo si usas el agua de red che l'eva che ti cates. E dimmi un po', leva la pieva, sarà meglio? Sei qua. Mai provato. No, mai tastato. E anche Paulin, ve lo dite che a cambiare con, diciamo, parai, l'alcol, la marca, como acá decimos, del alcohol, también cambia la bebida. In è più forte Cioè, ed alcol più leggero. dopo lì lo lasci smacerare, come dici, in mais più o meno, e dopo lo scules ben sculato, e lo butti dentro le bottiglie, lo butti dentro il frego. 20 volte diventa filtrello. E guarda, tutto dipende più o meno se ti gaves fin al funderium, come diciamo a sì, o ne resta ancora un po' che lo lì E lo campes via. e lo campes via. Nostra amica Roberto la contava una volta che aveva tasté un po' la frutta che era dentro, perché dice che chiamava un po' l'attenzione perché la frutta accampa so gusto, agava so gusto, aiuta diciamo, a tutta la mescla che fa, e que Alvilia tasté un po' quería probar a ver cómo se sentía la fruta. E guarda, dice che la buttalo in bocca, la lingua la staita morta proprio, l'era alcol puro. Ah, guarda, ma. Dice che una cosa di la stame Anestesia. anestesia, mi dico propriamente un'anestesia. Quindi a sentire il gavamento. Mai pita stato, sagrinte neanche cavava tutta la merce e lui lì lo campava via. No, ti sai per cosa mi l'hai chiamato da filtrello? Perché come sempre noi ti torniamo un po' da re. Avanti andare come Tutti sempre. i vermouth lì che si fanno in fabbrica Sì. hanno minimo 2 filtrati. 2 filtrati. Minimo. Da te. Perché se no dice che resta parei terbulo. Ah, E a fa lo che dice te funderium. è il fonderino. Allora il gansia per ciamello parei che ti fa in ca venta co filtrello qui. Bentra confusione. Comunque, i causetti. I causetti. I causetti fumo lui lì. Lavavo parei che cosa. Una sporca e dà con gusto. Che il gusto era per no. No. Se non serve sempre no. No, ma un'altra cosa che l'has dit, e a fame pensare mentre ti ascoltavo parlare, quando l'has dit che si chiama americano e no gansia. Americano si chiama, esattamente. Ma se ti las fai también quando vas al supermercato e cates la bottiglia del gansia, dis americano gansia. Proprio per Sai passa sarà ma che il gansia nos da sì dall'Argentina o sarà col gansia che l'hanno loro la gente d'Italia? No, mi idea che è una cosa che lei registra, una ricetta che lei stessa belle sì in Argentina,
come in Italia, come negli Stati Uniti. Io credo che la ricetta è la misma. Noi parliamo un po' in Castiglia perché in che lo mandai secca al piemontese. Poi lo più avanti. Nuestros amigos que siempre por ahí se quedan perdidos, hoy le dimos seco, como dice nuestro amigo Giancarlo. Hacemos un saludo allá a toda la gente de Italia que siempre sigue nuestra programación, el amigo Barra, Valerio Raviolo, toda la gente que nos sigue. Tutta la gente d'Italia e anche tutta la gente di Varese, tutta la zona. Una bella e community. parlando di cose che sbevono la piola, a Ughito Rossi, Malavi, che a piace, alla già Pialandi. A Pialandi, e a tutta la banda del taulin del caffè. Il taulin del caffè. Che erano puntane che picca il caffè più di altre cose. Più d'altra roba per spitucheco che nel mio che lo avevo fatto con il caffè. No. No. Paulín, dentro de todo lo que son los blancos, Belesí en la Argentina, alla staita registrana marca que Mila y Pata Stala, no sé tampoco decirte la fecha en que estuvo vigente. Se llamaba La Fuerza. Que el día era blanco. La Fuerza se llamaba, que dice que había estado reconocido como dentro de los vermú bastante importantes del mundo. Alla staita bastante importante. Mila y Maita Stalu, La Fuerza. No, neanche lo sapevo pa. E ti las parlare di bianco e in ecco una elaborazione parei artesanal da un che è russo e che aveva la marca El Federal. El Federal. Che la stai tan premiata. Árdate. Tan premiata. Che lì era con Argentina. Alla Maita Stalu. No. Però che volte magari sì, come diciamo noi, all'interior dentro della nazione, che cose lì arriva. Sono tante cose che sono in città grosse, specialmente la gente la capitale, Buenos Aires. Dopo, Paulín, marcas hay un montón, no vamos a nombrarlas todas porque por ahí son más populares, son como los vinos o como la sidra, como tantas cosas. Hay populares por todo el mundo, las más nombradas ya se conocen cuáles son, ya sabemos cuáles son las más nombradas. Pablito, quería preguntarte, porque a mí Claveibanda así en Piaz, eventualmente sale en vermut con olé nautaroba. El chinar che è una roba che le buga che a me piace il cinar. No, il cinar è pan vermouth. No es un entra dentro la categoria dei aperitivos. Aperitivos. Un aperitivo. Ese entra dentro del grupo de los aperitivos. Sí. No entra dentro de los vermouth. No, proprio che no. Guardati. È un aperitivo pimer. All'italiano, come sempre. También es italiano el chinar. Vai a dire agli Haiti che sono ciucatun. Ma no. Con tardes un número de la sfortuna, de la mala suerte. La mala suerte. Tardes herbe. Así que el chinar es italiano, también de origen italiano, y se hace con 13 variedades de hierba. Sí. Mando. E la più importante, l'ulissa i passa le proprio in erba o intrasan una frutta o una verdura. All'inizio mescia, che è la alcachofa e l'artichoke. L'artichoke. E l'artichoke stiamo in piemontese. La alcachofa sería. Sí. Es el ingrediente principal. La stuvizca la stampa. Benelita botella la stampa proprio para. Noi lo chiamiamo alcachofa, però ve le si pica alcachofa come le che diciamo alcaucil. Corazón de alcaucil. Lo lì è l'artichoke. Para ahí digo a mi fumna cuando calen rabia. Cosas corazón de alcaucil. E corresponde. Va a pienchinar el taller del trigo. Lo dice la mente. La hora del vermú, come diciamo a Belesina, no, de pal vermú, es la hora del vermú, a las 11 y algo de la mañana, que es un aperitivo, que aperitivo significa abrir el apetito, es toda una cadena, toda una cosa que uno va averiguando y te va sacando las dudas por ahí de lo que significan hasta las palabras que te sorprende, Pablito. Sì.
Proprio parei. Diciamo che tanti anni che lo andai a Beivilo e sviluppato tutta l'origine, l'etimologia della parola, da dove viene, da dove arriva. E dopo tante cose mentre che perché l'uomo da ciacciare un po', per l'uomo pa fa una programmazione a 2 ore, diciamo, per tante cose che passano che la suma perché l'uomo pa più tempo lì, Alle parole fare. Ale pare. Ringraziarlo specialmente che lui mi aveva tanta informazione che Paolo Tibaldi che chi aveva letto in piemontese ammonta su dal Facebook tanti articoli cerca una parola più o meno lo che fuma noi del voto cercamo un argomento che él cerca una parola e cerca l'origine come arriva al Piemonte e dopo tutta la storia le proprie belle per leggere per emprender para aprender también así que para los que quieran seguirlo lo buscan Paolo Tibaldi. Nosotros tuvimos la suerte, la fortuna de poderlo ir a ver a Morteros, a Morteros que hizo una presentación, hace también un poquito de cine, un poco de cine, un poco de teatro, muy buena interpretación, así que también le mandamos un saludo dentro de la gente de Italia, también a Paolo. E anche fuma un ringraziamento per Blagué ne per niente, con tutta la modestia del mondo, perché chi è in suo spettacolo annumina le parei la fare come un programma di radio piemontese che è in Argentina e che spattara la cultura piemontese. Ora non trova per prendere in talasato. No. Ora la cambia. Partiamo da sì, salutiamo per bene. No, veramente ringraziarlo a Chiara. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente. Agradecer a toda la gente que nos saluda, que comparte la publicación de Ale Pará y la Fare. Como decimos siempre, con Pablito, como decimos, no nos vamos a cansar nunca de repetirlo, la Fare es venir a chacharar un poco en piemontés. El argumento es secundario. Así que agradecerle, como siempre, la compañía, come diciamo sempre, il tempo, alle in cretin, Paulín, alla nasnevia, come sempre. Alle normal che passa. Ale normal che passa, andiamo a pieno, in vermouth pure, proprio. Veramente, la gula sarebbe un dito maldito. Sarà perché gli italiani hanno lo scelto di commentare. Una volta i vecchi dicono il pre-sex. Sai cosa le proprio il dito no? Sapranno gli italiani a rispondere. E la suma questa è una domanda allora. Una domanda, sì, perché di vuol dire si commentare. Pare che se la settimana che viene un'altra programmazione dalle Pará y la Fare, la programmazione della famiglia piemontese Adolfo Varale, Gambalunga, Sira Freire. Paulino, se dico bene, fino alla settimana che viene? Sarà fino alla settimana che viene e aspettiamo che tu finisci bene la domenica e che domani lunedì cominci al principio una buona settimana di lavoro. Fino alla settimana che viene. Fino alla settimana che viene. Ciao. Auspician Ale Paré y la Fare, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Agroveterinaria Le Vaque, Comuna de Colonia Iturraspe, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Stagionale